Allora, cominciamo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti questa sera. Dopo un intermezzo filosofico riprendiamo, e delle vacanze di Natale, riprendiamo le nostre consuete conferenze. E questa sera sarà con noi il dottor Giovanni Bombieri, dottore forestale, con cui collaboriamo già da qualche anno come associazione. Lui, oltre appunto ad essere dottore forestale, si è specializzato in anfibi e rettili, lavora moltissimo facendo monitoraggi, quindi diciamo così la sua attività è proprio quella di campo, spiccatamente di campo. Lavora molto per quanto riguarda aspetti naturalistici sulle aree SIC della rete Natura 2000, e quindi conosce molto bene le problematiche sia degli habitat che anche degli animali che sono importanti in questi habitat. Uno di questi animali è il gambero di fiume, che come sapete una volta era molto diffuso nella nostra provincia, poi vuoi sia per l'aumentata demografia, vuoi l'urbanizzazione, vuoi altri aspetti, del deterioramento sicuramente della qualità delle acque. Questo animale sta scomparendo, e per questo motivo è stato designato come un animale importante nella rete Natura 2000. Vedremo che Giovanni ci spiegherà molto bene qual è la situazione, perché lui l'ha studiata proprio di questo animale nella provincia di Verona, in particolare anche nella Val dei Mulini, che è una ZSC per Castellana Garda, e ci spiegherà una delle, diciamo così, delle grosse cause attuali che stanno portando all'estinzione locale in certi casi questo animale, cioè la peste del gambero. Quindi do la parola a Giovanni e buona conferenza. Grazie Michele, grazie a tutti per l'invito. Questa sera appunto abbiamo già introdotto l'argomento. È un argomento che per me è caro, nel senso che io sono appassionato di crostacei fin da quando ero piccolo, e ho sempre desiderato poter fare qualcosa per questo gambero, per questa specie sostanzialmente minacciata. Allora, il gambero di fiume europeo, Austropotomobius pallipes. È un crostaceo, ovvero dell'ordine dei decapodi, unico genere di gambero autoctono in Italia. La dimensione è quella di circa 12 cm da adulto, e la maturità sessuale avviene intorno al terzo e al quarto anno. Tenete bene a mente questa informazione. La sua distribuzione in Italia è prevalentemente attualmente sui rilievi, come vedete, sia dell'arco alpino che degli Appennini. In Europa ha una distribuzione abbastanza vasta, ma ha subito notevoli la popolazione ha subito notevoli decrementi a causa delle problematiche di cui abbiamo parlato prima. In provincia di Verona questa è una mappa molto semplice, ho tirato semplicemente fuori i dati provenienti dai naturalist, ovvero dalle segnalazioni della Citizen Science, che sono rese pubbliche dagli utenti. Come vedete, le segnalazioni principali per la provincia di Verona sono sui rilievi e sulle colline moreniche. Noterete che qui in alto a sinistra abbiamo un punto, ma è semplicemente, sono andato a verificare il dato tramite la fotografia, ed è semplicemente un errore di georeferenziazione del GPS.
non è sul lago di Garda, perché il lago di Garda attualmente è colonizzato e presenta delle popolazioni abbondanti, anche se sono in diminuzione, dei due gamberi alloctoni, il gambero americano e il gambero della Louisiana. Non c'è più il gambero autoctono nel lago di Garda. Da uno studio fatto nel 2021 abbiamo cercato di risalire a quale fosse praticamente la distribuzione del gambero europeo all'interno della provincia di Verona. Vedete le segnalazioni più recenti, vedete l'anno dal 2020, tornando indietro, sostanzialmente sono prevalentemente sui rilievi, okay? Mentre se si scende ancora sui rilievi, okay, si arrivano a segnalazioni dell'86, fino a quando praticamente, sempre da rilievi fatti praticamente bibliografici, cioè studi bibliografici, è emerso che, come vedete nel cerchio rosso, nel 1860 il gambero era presente praticamente in tutta la pianura veronese. Okay? Vedete per esempio Palù, Belfiore, il fiume Tartaro, vediamo Raldon, vediamo San Giovanni di Patotto, Buttapietra, Peano, Valle Zarpana, eccetera. Un tempo appunto il suo habitat, e attualmente è rimasto purtroppo solo quello, è quello dei torrenti collinari e montani, anche se, come avete visto, un tempo abitava praticamente la pianura, perciò i fiumi a corso lento, eccetera. Le acque che frequenta attualmente sono appunto limpide, fresche, ben ossigenate, fredde, ok? Tendenzialmente preferisce il fondo in ghiaia e ciottoli, dove può sostanzialmente crearsi delle tane scavando sul fondo. L'alimentazione è costituita da quelli che sono i macroinvertebrati acquatici che possiamo trovare nei torrenti, perciò lì vediamo, vediamo diverse specie, diverse fasi larvali di queste specie, come ad esempio i tricotteri, i plecotteri, poi troviamo anche larve di odonati, eccetera. Naturalmente la varietà di queste specie all'interno dei corsi d'acqua che cosa determina? Lo sappiamo, determina anche la loro valenza ecologica. Più ci sono specie di macroinvertebrati, più il corso d'acqua tendenzialmente sta bene. Okay? Può anche nutrirsi di detriti vegetali e parti vegetali sostanzialmente. Il suo ciclo vitale, sostanza, la riproduzione avviene nel tardo autunno, le uova vengono emesse indicativamente verso la fine autunno, durante l'inverno, durante la primavera emergono sostanzialmente le larve, e dopodiché abbiamo i piccoli che si sviluppano verso la fine dell'estate, e dopo 3 anni abbiamo l'adulto sostanzialmente. L'accoppiamento come avviene? Semplicemente il maschio prende la femmina, la capovolge e utilizza queste strutture bianche, vedete che sono gonopodi, ovvero le strutture riproduttive del maschio con cui trasmette praticamente le spermateche, lo sperma. Mentre la femmina ha questi altri pleupodi che sono più piccoli e sono meno evidenti di quelli del maschio. Quali sono le minacce della specie? Principalmente, parlavamo prima, l'urbanizzazione, l'agricoltura intensiva, il cambiamento climatico, e anche specie che abbiamo introdotto noi sostanzialmente. Allora, se parliamo di agricoltura o inurbamento, possiamo pensare all'eutrofizzazione nei corsi d'acqua, ovvero i nutrienti che possono essere i concimi, minerali o organici. Possiamo avere i fitofarmaci che finiscono nei corsi d'acqua, ma anche gli scarichi civili, eccetera, che sottraggono ossigeno sostanzialmente ai corpi idrici, pertanto la nostra specie è in difficoltà. Cambiamenti climatici, ce ne stiamo rendendo conto, siccità molto prolungate, okay? Specie che abbiamo introdotto sono sicuramente la trota
la trota fario, che vedete qui sulla sinistra, e la trota iridea sulla destra. La trota fario è una specie che viene ampiamente utilizzata nella pesca ed è di origine centroeuropea, invece la trota iridea è nordamericana. Anche quella è molto utilizzata, adesso probabilmente la normativa sta cambiando e sono considerate all'ottone a tutti gli effetti e non dovrebbero essere più immesse almeno sui corsi d'acqua all'interno dei siti Natura 2000. Si spera che finisca praticamente la loro immissione definitivamente. Loro cosa fanno? Loro praticamente si nutrono di tutte le fasi vitali della specie, praticamente uova, larve, adulti. Se vengono immesse in piccoli corsi d'acqua, come sono quelli ormai torrenti montani o collinari dove rimane la specie, potete immaginare che un animale che può arrivare anche a diversi centimetri di lunghezza fa sostanzialmente una strage. L'altra grossa calamità sono le specie alloctone invece che abbiamo introdotto accidentalmente nei corsi d'acqua e sono i gamberi. In particolare in questo caso qui io parlo solo dei gamberi americani, farò un excursus sui gamberi americani che abbiamo in provincia di Verona e mi soffermerò sulla biologia del gambero rosso della Louisiana o gambero killer. Okay. Qui vediamo appunto il gambero della Louisiana in alto e l'Orconectes limosus, ovvero gambero americano propriamente detto, in basso. Norme di tutela e status di conservazione. Per la direttiva Habitat abbiamo detto che l'Austroputamobius pallipes è all'interno degli allegati 2 e 4. Quando una specie è in allegato 2 significa che oltre a essere tutelata è anche, sarebbe opportuno creare un sito Natura 2000 solo per la sua presenza. Okay? Eccolo qua, ovvero un SIC e poi successivamente zona speciale di conservazione. Per quanto riguarda il suo stato di conservazione, vedete che è endangered, okay? A rischio di estinzione. Okay? Perché? Perché l'abbiamo detto prima, i corsi d'acqua sono inquinati, abbiamo presenza fortissima di specie alloctone e abbiamo compromesso praticamente l'habitat dove lui potrebbe vivere. Poi ci sono le leggi regionali che li tutelano. Se sapete che lui è anche in allegato 5, allegato 5 vuol dire che può essere gestito dall'uomo e può essere prelevato. Okay? Attualmente non dovrebbe essere più possibile proprio per il suo stato di conservazione che è a rischio. Lui veniva considerato un bioindicatore, in realtà più che un vero e proprio bioindicatore è più definibile un buon indicatore della qualità degli ecosistemi. Se lui è presente vuol dire che non è un ecosistema che l'acqua ad esempio ha un livello di qualità eccellente, eccetera, ma semplicemente vuol dire che l'ecosistema in cui vive, il corso d'acqua, le rive, eccetera, sono ben conservate, mantengono determinate specie, eccetera. È comunque sensibile, come abbiamo detto, all'inquinamento dell'acqua. Come si fa a monitorare la specie? Allora, come sempre io faccio vedere i manuali dell'ISPRA, le linee guida. I campionamenti si fanno tendenzialmente nel periodo migliore è luglio-agosto, in piena estate, quando l'animale è in piena attività. Okay? I campionamenti servono per capire la distribuzione sul territorio della specie, oppure se io faccio dei campionamenti con uno sforzo molto importante, anche per determinare la densità di popolazione. Come si svolgono questi campionamenti? Posso andare di notte, ad esempio, se sono in un corso d'acqua, come può essere un torrente, e farmi un transetto di 100-200 metri, okay? Risalendo il corso d'acqua, e con la torcia praticamente posso verificare la presenza della specie, contare effettivamente gli individui. Altrimenti posso, in ambienti lacustri, perciò bacini, dove è più difficile vedere l'animale, ci sono la possibilità di fare snorkeling, ovvero immergersi e andare a cercare attivamente l'animale, oppure si mettono
delle nasse, okay, però bisogna controllarle, bisogna essere presenti per controllarle attivamente per evitare che gli animali possano risentirne, okay? Oppure, sempre sui torrenti, posso anche mettere dei rifugi che loro utilizzeranno durante il giorno, come possono essere dei mattoni forati, eccetera, e dopo io durante il giorno li vado a estrarre, vado a vederli, okay? Vado a contarli, marchiarli, eccetera, se serve. La tecnica che utilizzo io generalmente per verificarne la presenza e anche una stima abbastanza approssimativa dell'abbondanza della popolazione è quella di andare a cercare i rifugi diurni. Semplicemente risalgo il torrente, sposto i sassi, infilo la mano, prendo il gambero, vedo se è maschio o femmina, eccetera, lo rilascio immediatamente. Okay. Naturalmente è una tecnica che richiede un po' meno, è meno pericolosa, perché se pensiamo che se dovessimo andare a fare dei monitoraggi, io ad esempio li ho fatti, come vi farò vedere, nel torrente Tramigna e negli affluenti, e nel torrente Alpone e nei suoi affluenti, è già difficile raggiungere fisicamente il torrente, perché magari sono forre molto ripide oppure scivolose, eccetera. Poi farlo anche di notte diventa veramente pericoloso, che non si sa dove si va a finire sostanzialmente. Mi è capitato insieme al mio tesista di rimanere bloccato con l'auto ed è venuto su quasi un precipizio, è venuto un trattore a tirarci su, scivolava anche lui, però alla fine ne siamo usciti. Ecco, in ambienti lacustri, eccetera. Misure di mitigazione e strategie di conservazione. Allora, per fare questi monitoraggi o per accertarsi della presenza, per evitare di trasmettere quello di cui abbiamo parlato prima e che sarà il focus dopo, ovvero la peste del gambero, bisogna stare attenti a delle determinate azioni. Quando mi muovo in un corso d'acqua, devo sempre disinfettare la mia attrezzatura, okay? Devo diluire della candeggina, eccetera, oppure utilizzare dell'alcol, oppure mettere la mia attrezzatura, stivali e qualsiasi cosa che venga in contatto con il corso d'acqua al sole per diverse ore. Devo essere sicuro di avere l'attrezzatura sterile. Perché? Perché la peste del gambero è un fungo che viene trasmesso indirettamente anche da chi si muove nei corsi d'acqua. Okay? Non solo indirettamente dalle specie, che sono portatori sani, ovvero i gamberi alloctoni, ma anche da chi frequenta i corsi d'acqua. Per favorirlo, non immettere ittiofauna, come abbiamo detto, se non già presente e pertanto autoctona e adatta a quell'ambiente. Contenere la presenza dei 2 alloctoni di cui vi ho fatto vedere prima. Inserire salti di fondo, se possibile, cioè rendere, se abbiamo canalizzato canalizzato o semplificato il corso di un torrente, è sempre bene però ripristinare dei salti di fondo, eccetera, per evitare che questi, o meglio, per rendergli la vita più difficile. Se dovessero risalire il torrente, fanno fatica. Sono delle barriere naturali. Evitare l'utilizzo di insetticidi, fitofarmaci, erbicidi, diserbanti. A me è capitato di vedere in Val d'Alpone una situazione in cui un abitante diserbava completamente anche dentro il letto del torrente, anche se non era un agricoltore, non aveva nessun motivo, perché non utilizzava neanche il giardino, però lui una volta all'anno dava una bella botta di diserbante, così aveva fatto fuori praticamente tutta la vita dentro al torrente. Mantenere la vegetazione arborea arbustiva, perché la vegetazione arborea arbustiva funge da aduggiamento, rinfresca, e la vegetazione arborea arbustiva assorbe i nutrienti in acqua, okay? La fitodepurazione. Non semplificare gli alberi dei torrenti. Divulgazione, ce ne vuole tanta, perché chiunque può andare per diletto, anche andando a pesca o semplicemente per rinfrescarsi durante l'estate, magari camminare in montagna, si immerge magari in un corso d'acqua, non sa che se si sposta in un altro corso d'acqua, magari lì nel primo era infettato dalla peste, l'altro no,
ha già trasportato il patogeno. Prevedere, fare rete sul territorio con chi il territorio lo vive, perciò è importante fare attività con i centri, con le associazioni di pesca, come stanno facendo con il Life CLO, che si sta sviluppando questo progetto Life per la tutela del gambero europeo che stanno svolgendo in Lombardia. Hanno fatto una rete con tutte le associazioni di pesca per spiegare come fare a contenere gli allottoni e evitare di minacciare ulteriormente la sopravvivenza dell'autoctono. E prevedere centri di ripopolamento regionali. Cos'è un centro di ripopolamento? Un centro di ripopolamento non è altro che, come lo dice la parola stessa, si prendono dei riproduttori, si fa uno studio sulle popolazioni più vitali del territorio, si vede se hanno problematiche, malattie, eccetera. Se sono sani, si portano in un centro, si fanno riprodurre e poi i piccoli vengono poi distribuiti, una volta adulti, nei torrenti dove si decide di ripopolare. Vedete, questo è un esempio. I piccoli, ok. È bene che i piccoli appunto siano protetti perché sono la fase vitale più in pericolo della specie. Bisogna sempre appunto verificare lo stato poi del sito dove voglio rilasciare gli animali, che non sia infetto, che non abbia un carico troppo forte di nutrienti nell'acqua, che non abbia una pressione di allottone, eccetera, e poi si può ipotizzare la loro reintroduzione. Ce ne sono diversi nel nord-est, in Emilia-Romagna ce ne sono 2, in Liguria ce n'è 1, in Lombardia ne hanno 2. La Fondazione MAC utilizza sempre quello di Lombardo, nell'Alto Garda. In Friuli ce ne sono 2. In Veneto non ce n'è neanche 1. E per attivarsi su questo tendenzialmente si devono scrivere dei progetti LIFE, come quello che vi stavo dicendo che si sta attuando attualmente in Lombardia, Life Flow, ma ce n'è stato questo qua, Life Rarity, è stato svolto in Friuli, molti sono stati fatti in Lombardia, questo qua in Trentino. Okay. Sono progetti a respiro europeo, molti fondi vengono investiti, ma tendenzialmente hanno anche un'efficacia sul territorio. Bisogna però poi, una volta finito il LIFE, mantenere quelle buone pratiche che si erano messe in cantiere. Okay? È importante questo nei progetti LIFE. Cosa si può fare oltre a questo? Informare, come abbiamo detto, perciò studiare la presenza del gambero in modo tale da pubblicare poi anche i dati. Quando si pubblicano i dati, chi deve poi fare delle valutazioni ambientali, valutazioni di incidenza, eccetera, per piani o progetti, sa che se in quell'area è presente quella determinata specie, dovrà tenerne conto. Okay? Questo era il primo studio fatto per avviare il lavoro del torrente Tramigna, vedete qui, e il torrente Alpone. Erano state trovate 6 piccole popolazioni distribuite lungo i torrenti affluenti dei due maggiori. Generalmente nelle pubblicazioni non si mette la localizzazione precisa del rinvenimento, perché sapete che il gambero veniva anche utilizzato come alimento un tempo, e in alcune zone ancora purtroppo, e pertanto è meglio che le indicazioni siano vaghe. Successivamente è stata fatta una tesi di laurea dove è stato veramente indagato sono stati indagati proprio nel dettaglio i 2 torrenti. Vedete, questo è per farvi capire tutti i punti che sono stati fatti di campionamento, qualche centinaio. Per ogni affluente dei 2 corsi d'acqua praticamente facevamo almeno 3 punti di campionamento, e su quei punti di campionamento risalivamo il torrente per 100 metri per essere sicuri di avere un dato.
Questo è il risultato, vedete la mappa delle popolazioni, e questo è sempre lo stesso risultato. Okay? Le popolazioni sono molto piccole, specie modo qui nel torrente Alpone e nel torrente Tramigna, a parte alcune nella zona sommitale del bacino. Sono isolate tra loro perché appunto nel torrente, nel collettore principale, abbiamo tutte le specie che possono danneggiare il nostro gambero, ovvero gli alloctoni e l'ittiofauna che se ne nutre, okay? Oltre ai carichi di nutrienti, fitofarmaci, eccetera. Cosa succede? Se una popolazione è isolata, non c'è più scambio genetico, e pertanto alla lunga l'inbreeding porta sostanzialmente le popolazioni all'estinzione locale. È quello che dobbiamo evitare. Se ci mettiamo anche la peste del gambero, questo è l'articolo invece che abbiamo presentato con l'amica e collega Francesca Dall'Ora della Valle dei Molini. L'abbiamo pubblicato sulla rivista praticamente Quaderni del Baldo. Anche lì era per evidenziare tutte le vocazioni naturalistiche del sito Natura 2000 Valle dei Molini e Senja di Marciaga. Vedete che il gambero è praticamente distribuito lungo tutto il torrente Tesina, e è presente anche nei suoi affluenti. Okay? Non è indicato qui, ma è presente anche negli affluenti. Nella parte invece più bassa del torrente non è presente. In particolar modo nella parte dove è stato rimodellato il corso d'acqua, è stato semplificato molto e appunto non è più adatto. Adesso vi farò vedere alcune curiosità storiche da cui che abbiamo individuato sostanzialmente. Allora, la più antica è Le bellezze di Verona del Valerini, questo principe che decantava le bellezze di Verona nel 1586, e tra quello che decantava c'erano anche i gamberi di Montorio veronese, che erano talmente belli e grandi che facevano invidia alla costellazione del Cancro. La prima segnalazione di peste del gambero nel veronese è avvenuta nel 1860 e 61 anzi, e a riportarne i fatti praticamente è il Valerini, uno degli zoologi del Museo di Storia Naturale di Verona, che praticamente spiega anche in modo come avveniva all'epoca cantilenoso eccetera, che era arrivata tramite un carico di pesce dall'America e l'acqua era infetta, e in poco tempo ha fatto strage del gambero europeo nella pianura veronese. Tant'è che lui scrive: se aspettate che parlando di un pescatore, se aspettate che un gambero vi porti, voi l'aspettate invano, sono tutti morti. Da lì si è diffusa. Okay. Nel 1903 il Sormani Moretti, ovvero quel compendio sull'economia della provincia di Verona, parla praticamente di tutti i luoghi dove si potevano comprare e pescare i gamberi autoctoni. C'è proprio un elenco. Poi c'è un altro documento che ho scoperto recentemente, Viaggio al lago di Garda e al Monte Baldo, di Ciro Pollini, e lui dice che nel lago di Garda erano presenti, e questo è del 1816. Oltre al gambero comune, rivengonsi al nostro lago 2 granchietti. E infine questo qua, che generalmente faccio la domanda al pubblico, se qualcuno ha presente dove è stato visto, dove è sito questo affresco. Qualcuno è molto più vicino a noi ed è importante per la città di Verona. Bravissimo Riccardo, la Basilica di San Zeno, e come vedete sulla tavola sono presenti dei gamberi. Perché?
non tanto perché era uso utilizzarli in cucina all'epoca, ma perché il gambero è sempre stato simbolo di rinascita, okay? Di resurrezione. Il gambero fa la muta, cambia pelle, rinasce. Alcune curiosità da un libro scritto da Valdegamberi, noto esattamente, però lui si dedica all'antropologia e alla storia sostanzialmente della Lessinia. Le contrade, io avevo cercato di capire se la toponomastica fosse riferita alla presenza effettiva di gamberi nella Lessinia veronese. In realtà gamberi, gambari, gambaretto, eccetera, non deriva da gambero, deriva da zimbari, cimbri, ovvero taglialegna e cimbri, sostanzialmente, le popolazioni che nel XIII secolo avevano colonizzato, anzi, scusate, XVI, ma dovrebbero essere arrivati nel 1400, esatto, hanno colonizzato la Lessinia. Ecco, adesso utilizzo una presentazione, parte della presentazione del dottor Ivano Confortini della Regione Veneto, che abbiamo utilizzato a una conferenza, per parlarvi delle due specie di alloctoni in provincia di Verona, quelli principali. Abbiamo, come abbiamo detto, il gambero della Louisiana e l'Orconectes limosus. Sono presenti entrambe, come abbiamo detto, su tutta la bassa pianura e sul lago di Garda, dalle acque correnti di risorgiva alle zone lacustri e fino alle zone anche salmonicole, quelle più ossigenate, a monte del fiume Adige. Come si distinguono? Intanto il colore, ma alcuni caratteri diagnostici li possiamo vedere tra poco. Qui vedete, l'Orconectes è molto simile al nostro, okay? Può essere facilmente confuso a un occhio non esperto. Come vedete sulla coda, vedete che ha queste bande rosse, però, l'Orconectes. Allora, qui utilizzo invece una slide del Life Claw di cui vi parlavo prima, che è molto esplicativa. Se io analizzo lo sperone della chela, okay, se è presente lo sperone, okay, questo qui, questa punta qui in evidenza, non si tratta del gambero autoctono. Si tratta o del Procambarus, ovvero quello della Louisiana, o dell'Orconectes, quello americano propriamente detto. Se qui ho appunto lo sperone e ho i due solchi, vedete rossi, che si chiamano solchi brachiocardici uniti, perciò sono attaccati, aderiscono uno all'altro, si tratta del gambero della Louisiana. Okay. Se invece sono staccati, si tratta dell'Orconectes. Okay. Nelle fasi giovanili, il colore del gambero della Louisiana è marrone, non è rosso, okay. Perciò è facilmente confondibile a un occhio non esperto. Viceversa, se io non ho lo sperone sulle chele, ma ho solo un paio di, vedete queste bande qui rosse, sono delle creste, delle crestine, okay, post-orbitali. Se ne ho un paio si tratta del nostro, se ne ho due paia, come evidenziato qui, una e due, si tratta di un altro, okay, che non è presente in provincia di Verona. Perciò dobbiamo attenerci alla presenza o meno dello sperone. Okay? La prima segnalazione ufficiale del gambero americano è del 94 in provincia di Verona, dell'Orconectes, ma anche se era stato segnalato nel 90 nel fiume Menago, nella bassa pianura, e venne però confuso con il nostro, tant'è che mi diceva il dottor Confortini che praticamente era addirittura contento che fosse stata rinvenuta una popolazione di gambero di fiume autoctono nella bassa pianura. In realtà poco dopo è emerso che era l'Orconectes, ovvero quello americano. È stato introdotto accidentalmente a fine degli anni 80
tramite sempre i carichi di pesce. Da lì si è spostato, vedete, ha risalito fino al lago di Garda. Okay. Attualmente è presente, è ben distribuito nella pianura. Ecco, vedete, è arrivato sul fiume Mincio, attualmente è presente bene nel lago di Garda e ha avuto un grosso incremento negli anni 90, adesso pare che si stia riducendo. Per quanto riguarda il gambero della Louisiana, invece, la presenza è segnalata dagli primi anni 2000, okay. Sempre della bassa pianura, è segnalato per la prima volta nel 2003 nel lago di Garda. La sua presenza è probabilmente dovuta alla provenienza da province a sud, Rovigo, Mantova, ma sapete che è stato introdotto in Italia negli anni 70, 60-70 tramite perché si voleva utilizzare per mangiarlo. Con le alluvioni eccetera è fuggito e si è distribuito in tutto il nord Italia e nel centro-sud. Anche qui vedete è partito dai confini meridionali della provincia, adesso è arrivato quasi fino all'Adige. Okay. Questa è attualmente la sua distribuzione in Italia. Nella pianura padana è totalmente invasa, risale anche purtroppo i rilievi, è presente anche nelle isole, nel mondo. Questo è l'areale originale, guardate come è distribuito. Okay. La sua presenza riduce sensibilmente la biodiversità dei corsi d'acqua, anche la complessità degli ecosistemi acquatici, perché si nutre di animali, vegetali, residui vegetali e scava moltissimo, si sposta sulla terraferma e dopo ha dei vantaggi biologici innegabili. La maturità sessuale è al 5-6 mesi, quando il nostro diventa maturo al terzo anno. L'accoppiamento è 1-2 volte l'anno, mentre il nostro dovrebbe essere una. La femmina può partorire fino a 600 uova alla volta, le nostre da 50 a 100. In caso di siccità può scavare gallerie fino a 5 metri. Si è stimato che in un ettaro di terreno può smuovere 40 tonnellate di materiale. Okay. Parlando con il consorzio di bonifica veronese, loro hanno un escavatore dedicato alle nutrie e ai danni da gambero. Okay. Perché se la nutria fa i buchi grandi, il gambero ne fa tanti e piccoli, ma ugualmente profondi. Ogni singolo gambero, scusa se... Sì. E in caso di siccità loro si fanno il loro buco, la loro galleria. Okay. Questi qua. Questo è un esempio di tane. Loro cercano di arrivare ad avere l'acqua praticamente. Okay. Come si contengono? Allora, come vi dicevo, il gruppo di lavoro del Life Glow, di cui c'è la dottoressa Ghia che ci sta ascoltando, e la saluto, spero come vi ho detto prima di non dire fregnacce, hanno addestrato sostanzialmente le associazioni di pesca della Lombardia per contenere il gambero. Come vedete qui io avevo coinvolto l'associazione di pesca che gestisce Cava Moneta, potrebbe essere quella che c'è a Belfiore, Cava Moneta, per provare appunto, visto che la regione finanzia ha dei finanziamenti per fare formazione alle associazioni di pesca, abbiamo trovato pochi finanziamenti per comprare delle nasse di varie tipologie, testarle, mettere praticamente le esche, che non è altro che cibo per cani o per gatti, o anche frattaglie, eccetera. E ho tenuto un corso ai pescatori, che è stato interessante. Dopo loro, non so se li siano mangiati o li abbiano utilizzati per qualche cosa. Lì però la situazione è molto compromessa, perché nella cava di pesca lì a Belfiore hanno tutta una serie di specie alloctone
dell'itiofauna come il black bass, eccetera, che il black bass comunque si mangia anche il gambero della Louisiana. È un persico. Ecco, pertanto è molto importante sapere di questo e fare formazione, ok? E sempre tramite il LIFE, ho seguito anch'io i corsi del LIFE, è stato molto interessante perché l'ultimo dove sono stato, che era la parte pratica, ci facevano vedere i ricercatori come attualmente si pensa che sia più efficace contenere le popolazioni di gambero della Louisiana, ovvero si cattura tramite le nasse, si devono staccare dalle femmine mature le appendici con cui loro terrebbero le uova, così una volta che le producono gli scivolano via, si marchiano i maschi e sia le femmine che i maschi vengono rilasciati, mentre tutti i piccoli vengono uccisi. Questo cosa fa sì che la femmina è come se fosse sterile, va a competere con le femmine non catturate, la loro durata della vita dovrebbe essere 2 anni, perciò questo, se la femmina non riesce a riprodursi perché il maschio si è riprodotto con una che non può tenere le uova, ha perso una buona percentuale della possibilità di riprodursi praticamente. Questo pare che serva per invecchiare la popolazione e diminuirla. Però è un lavoro estremamente certosino, cioè bisogna prendere una vasca, abbiamo visto, abbiamo anche provato, mettersi in 3, uno che segna, uno che stacca in modo certosino tutte le appendici, l'altro che marchia i maschi e dopodiché vengono liberati. E adesso arriviamo alla peste del gambero. Utilizzo sempre le slide del Life Flow perché sono ottime dal punto di vista della didattica e molto semplici anche da spiegare. In particolare queste sono state fatte dal dottor Tobia Pretto, che è il massimo esperto che abbiamo in Italia di malattie dei crostacei e lavora all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, perciò perché non fare un Life in Veneto? No. Allora, tra le varie malattie che possono colpire, patogeni che possono colpire i gamberi, abbiamo la principale che è la Phanomyces astacis, ovvero la peste del gambero, che è uno fungo che si trasmette tramite spore. Poi hanno varie patologie, batteriosi. Durante uno dei nostri studi nel Val d'Alpone abbiamo trovato una popolazione che aveva diversi ectoparassiti commensali che sono del genere Branchiopdella, ovvero sono delle piccole sanguisughe, potremmo definirle, degli Iridoidei, che si attaccano al carapace del gambero, non sono nere come le sanguisughe classiche, sono color ocra o chiaro comunque, e possono forare praticamente un po' e indebolire i nostri gamberi. La peste del gambero, appunto, è un parassita obbligato dei gamberi d'acqua dolce, perciò per vivere deve avere i gamberi che nuotano, che si muovono nell'acqua, nell'ambiente in cui è presente, però arriva dal Nord America e i gamberi americani sono portatori sani, non muoiono se vengono attaccati dalla peste. Vedete come si è distribuita in Europa, 1860 Nord Italia e poi salvati dappertutto, che letteralmente. Il ciclo vitale, lei si riproduce tramite le spore, praticamente qui è nella cuticola del gambero, l'ha colonizzato, ok? Emette le spore che utilizzano il veicolo dell'acqua per spostarsi e vanno a trovare un altro ospite. Okay? Le ife, le strutture del fungo, poi entrano praticamente entrano nell'ospite.
Cosa succede se un gambero autoctono viene in contatto con la peste del gambero? Allora, ci è capitato recentemente in Valle dei Mulini. La prima segnalazione è arrivata quest'estate, nell'estate 2023, giugno 2023, appunto dall'amica e collega Francesca Dall'Ora, che stava facendo i suoi monitoraggi sostanzialmente della valle di routine, e ha trovato una situazione in una polla lungo il torrente dove c'erano 20 gamberi o più morti. Subito non abbiamo pensato che potesse essere la peste del gambero, pensavamo che fosse stato lo sversamento di qualche sostanza in acqua, dopodiché osservando bene, tornando sul posto e prendendo anche gamberi che erano ancora vivi, ci siamo accorti di alcuni sintomi molto evidenti, ovvero la peste, come la peste bubonica, presenta praticamente delle macchie scure, poche piccole macchie scure sul carapace distribuite. Okay? Inoltre, il gambero che ospita la peste perde di mobilità, non ha più riflesso di fuga, perciò esce magari nelle ore sbagliate, cioè tendenzialmente sono notturni, perciò esce di giorno e se trova un pericolo non è in grado di scappare. Okay? Cosa succede poi? Subentra la paralisi e infine la morte. E questo nel giro di pochissimo tempo. Pensate che in Valle dei Mulini, nel giro di 3 settimane, ha risalito 200 metri di torrente e ha sterilizzato il torrente, sterilizzato. Okay? Non sappiamo come sia arrivata. Vedete qui le alterazioni comportamentali, la paralisi, perdita di equilibrio, riduzione del riflesso di fuga, letargia, attività diurna fuori dai rifugi, lesioni microscopiche, perdono le zampe anche, okay. Macchie melanizzate sulla cuticola, vedete queste macchioline qua non sono casuali, okay. E per avere la certezza di questo, come vi dicevo, abbiamo raccolto degli individui, li abbiamo messi in alcol e li abbiamo portati all'Istituto Zooprofilattico dal dottor Preto, che nel giro di circa 2 giorni è riuscito a dirci tramite l'analisi che si trattava di peste del gambero e del gruppo di quelle di cui il gambero della Louisiana è portatore sano. Qui vedete il ciclo praticamente nel Nord America. Cosa succede nel gambero nordamericano? Cosa succede? Okay. Che praticamente si incista sostanzialmente il fungo e dopodiché si sviluppa. Il ciclo, come vi dicevo, può essere trasmessa sia volontariamente che involontariamente, è sempre involontario il trasporto, ovvero o ci sono i gamberi che la trasportano in maniera indiretta, i gamberi alloctoni, oppure qualcuno che ha frequentato il torrente o anche animali che magari si sono immersi dove era presente il fungo e si sono immersi un po' più in là, dove non era presente. Ok? Perciò bisogna sempre il ciclo, bisogna sempre pulire l'attrezzatura. Anche i pesci possono essere portatori sani del fungo. Qui è sempre la distribuzione. Qui è praticamente dove è arrivata tramite appunto quest'altra specie che non è presente nel Veronese, il Pachyphastacus. Questa invece è dove è arrivata dal gambero della Louisiana, vedete, dal sud-ovest dell'Europa, il gruppo D, che è la stessa che è stata individuata nei gamberi che abbiamo portato all'Istituto Zooprofilattico, e infine l'altra, che è il gruppo E, che pare sia arrivata invece dall'est Europa. Eccolo qua, genotipo gruppo D. C'è anche la peste, c'è anche un ceppo della peste che è nativo europeo, se non erro, che dovrebbe essere questa. Questi qua appunto sono le specie nordamericane, le specie europee e le specie nordamericane, che sono tutte portatrici sane.
come vi ho detto prima, evitare lo spostamento di gamberi vivi o morti, potenzialmente infetti, in altri punti del torrente o in altri corsi d'acqua, evitare di catturare gamberi alieni accidentalmente e spostarli, evitare di spostare la fauna etica da una parte all'altra, pulirsi sempre l'attrezzatura, disinfettare sempre l'attrezzatura. La peste in Valle dei Molini è partita praticamente a metà della valle del fiume Tesina. Vedete, questi sono i punti dei gamberi che avevamo individuato e dopodiché è risalita fino quasi in cima. Okay? Questo è il prospetto che ci ha lasciato l'Istituto Zooprofilattico. Okay? Questi sono i risultati, tutti i gamberi erano positivi. Okay? E da lì cosa ci è venuto in mente? Abbiamo deciso di agire con me, con Michele Dallò, il presidente del WWF veronese, insieme a Leonardo Lattella del Museo di Storia Naturale di Verona, al dottor Confortini della Regione Veneto, a Francesca Dall'Ora della Valle dei Molini. Abbiamo pensato che era il momento di fare qualcosa. Perché? Perché abbiamo capito che era rischioso perdere le popolazioni ormai relitte, possiamo definirle, di gambero europeo, almeno in provincia di Verona, ma perché no in Regione Veneto, di cui si sa molto poco. Le popolazioni che si conoscono meglio sono quelle del Bellunese, dove probabilmente in Val Belluna le pressioni sono ancora poche rispetto alla pianura padano-veneta. Cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo tenuto una conferenza stampa al Museo di Storia Naturale di Verona, che è stata poi pubblicata sull'Arena, per chiedere alla Regione Veneto e a Veneto Agricoltura di individuare sostanzialmente un sito dove poter fare la riproduzione del gambero in Regione Veneto, okay, gestita dalla Regione. Subito dopo non abbiamo ottenuto nessun riscontro da questo articolo sulla stampa locale, allora ho pensato di mandare lo stesso articolo al Il Dolomiti, che è la rivista invece di Trento, che ha una viralità molto più forte, specialmente sui social, e loro non appena hanno avuto questa notizia l'hanno pubblicata il giorno seguente e la sua viralità ha fatto sì che è arrivata alle orecchie della Regione Veneto e in particolar modo anche di Veneto Agricoltura, l'agenzia per il settore primario della Regione Veneto, e mi ha contattato il dottor Confortini, che mi ha detto che il dottor Palazzi, che non so se ci sta ascoltando, che è responsabile della parte di acquacultura della Regione Veneto, era interessato a realizzare un centro per il popolamento del gambero. Attualmente abbiamo fatto una riunione dove abbiamo coinvolto anche la dottoressa Ghia, che ci sta ascoltando, dell'Università di Pavia, e il suo collega, il dottor Fea, che sono attualmente i massimi studiosi e esperti della specie, e stiamo pensando di scrivere un progetto LIFE per il Veneto. Ecco, dunque stiamoci sotto e siamo sicuri che se riusciremo a portare avanti questo progetto, che prevede probabilmente un centro di ripopolamento in Valdastico, avremo fatto qualcosa per tutelare questa specie ormai veramente a rischio. Ecco, grazie per l'attenzione. L'ultima slide c'era sì. la minaccia mortale per il cos'è? È sempre la peste del gambero. Sì, sì. E questo è un gambero che si vede là morto a causa della peste. Sì. Se avete domande... Io ne ho una non di tipo naturalistico, ma il gambero della Louisiana non è buono da mangiare. Sì. Non potrebbero pescarselo, mangiarselo. Purtroppo avviene, però come sapete vive in acque
spesso pessime, di qualità pessima, ricca di nutrienti, ricca di inquinanti, assorbe nell'organismo i metalli pesanti, pertanto bisognerebbe spurgarlo bene, diciamo, ma non si sarebbe comunque sicuri di quello che si mangia. No, è molto importante il discorso di questo eventuale progetto LIFE. Non so se lo sapete, ma il LIFE è il braccio armato, cioè economico, di Rete Natura 2000, no? Come viene finanziata l'agricoltura, come viene finanziata l'industria, viene finanziata dall'Unione Europea anche la natura con questi progetti e soprattutto si cerca di porre rimedio alle, diciamo così, minacce più gravi che riguardano molte specie di fauna, ma anche di flora che ci sono qua da noi. Qual è la prospettiva di questo progetto? Sono buone? Si può partire? Allora, Perché, come hai illustrato, nelle altre regioni ci sono già dei centri, no? Grazie per la domanda, Michele. Allora sì, le possibilità ci sono, nel senso che è stato già individuato da Veneto Agricoltura un potenziale sito di riproduzione che è un ex impianto di trotticoltura, perciò in un ambiente dove le acque sono fresche, ossigenate e fuori dalla presenza di alloctoni molto probabilmente, ma bisognerà appunto appurarlo e anche fare degli studi sull'acqua, capire se ci sono appunto patogeni, eccetera. Stiamo già capendo come muoverci, adesso ci dovremo trovare, sono appena passate le festività, e sappiamo già che appunto l'Università di Pavia farà la parte di consulenza, pertanto se c'è la regione e c'è anche un ente scientifico disponibili, si può pensare di strutturare un progetto, considerando anche che anche la regione Veneto stava pensando a questo, okay? Non solo Veneto Agricoltura. Perciò bisogna, diciamo, starci sotto, ma le possibilità ci sono. Simonetta? Io vivo, vivo sul lago di Garda Costiera. Da piccola nei miei lì andavo dentro e facevo anche il bagno dove ci sono attualmente ci sono ancora un po' malandate, ma comunque ci sono delle zone in cui hanno fatto gli lavatori e lì c'erano queste spiaggette. E io ricordo da piccola che c'erano i gamberi, li vedevo, ci giocavo così, ma c'erano anche i granchi. Sì. Io non li ho più visti. Potamon fluviatilis. Non li ho più, mi ricordo erano scuri sopra, non si vedevano, non si muovevano sopra loro arancionissimi, sì, e ci giocavo anche con quelli. Sono spariti, c'è la possibilità di recuperare qualcosa. Anche loro è una specie legata appunto ai corsi d'acqua che hanno una certa diciamo, stabilità, un certo equilibrio. Negli Appennini è ben presente, da noi c'è qualche segnalazione sempre lungo il Mincio, ma sappiamo che almeno nella parte veronese le colline moreniche sono state interessate da un'agricoltura molto impattante, diciamo, almeno dal punto di vista paesaggistico. I corsi d'acqua sono appunto hanno un carico di nutrienti, eccetera, pertanto le condizioni sono più o meno quelle del gambero, non è un soggetto della peste, però l'ambiente. Va bene, allora
vi ringraziamo per la presenza. Noi faremo la prossima nostra conferenza fra 2 settimane, vi avvertiremo, manderemo i soliti avvisi e ringraziamo ancora Giovanni.